Tombe dei giganti. Ma cosa sono? Sono delle strutture che gli antichi savi, a partire dall'età del bronzo medio, hanno iniziato a realizzare per poter deporre i propri defunti. In modo collettivo, sì, visto i tanti ritrovamenti scheletrici, ma rimane sempre l'enigma sul fatto che non siano state realizzate anche per una casta vera e propria. Comunque, ne esistono di due tipi, afilari o ortostatici, e hanno la solita forma taurina vista dall'alto, ovvero sia la testa di un toro, che molti assimilano anche all'utero femminile. Comunque, qui nel sud-est della Sardegna ne abbiamo una importantissima, che è la tomba di Barrancumano, situata in territorio di Sant'Ali. In tutte le tombe giganti sono stati rinvenuti parecchi reperti, ma la maggior parte sono oggetti ceramici, olle, legami, tazze, tutti oggetti casalinghi. Strano che non si siano ritrovati degli oggetti sacri come le Dumbejanas. Comunque, questo rimarrà un mistero. Ma ora vi descriverò la tomba dei giganti di Senne Thomas, situata in territorio di Dorgali. Una struttura realizzata ortostaticamente, ovvero sia a pietre infilzate nel terreno, con un corpo tombale lungo 16 metri e largo 7, una stele centinata bellissima, incominciata da un basso rilievo, e una piccola entrata al suo centro. Che dire, buona visione e alla prossima!